mi sono sentita umiliata. Adesso, ieri volevo sprofondare sottoterra per non, come si dice, per la vergogna di aver subito questo affronto in casa mia, perché io con le mie mani ho dato i soldi, ho dato l'oro, tutto quello che mi chiedevano, non potevo far altro. La chiamata all'ora di pranzo, dall'altra parte del telefono un uomo che si fingeva un maresciallo. Il genero aveva investito un bambino di 5 anni che si trovava ricoverato in codice rosso. Per evitare l'arresto del genero la signora avrebbe dovuto pagare un riscatto. Luciana Gaiotto, 84 anni, è stata truffata così. In sottofondo una voce in lacrime che chiedeva aiuto. Era mia figlia, la voce sua, mamma, mamma. Mauro ha fatto un incidente, che era suo marito. E ora puoi immaginarsi io come mi sono sentita. Mentre il finto maresciallo intimava la signora di appuntare codici senza senso per tenerla al telefono, un finto avvocato si è presentato in casa sua per la riscossione del denaro, 30.000 euro in contanti e diversi monili in oro. Io ce li avevo perché mio marito è morto da 1 anno. Mi chiedeva, Luciana, hai dei soldi per me? E io le davo 50 euro e lui li metteva tutti via, li ho trovati dopo che era morto. E io mi sono trovata in casa con 30.000 euro nascosti. L'avvocato l'ho aperto io, è entrato, li ha presi, è scappato. Il truffatore, un 55enne italiano originario di Napoli con residenza a Palermo e domiciliato a Mira, che nel giro di un paio d'ore ha truffato con lo stesso metodo un'anziana di Zero Branco a cui sono stati sottratti diversi monili in oro e 200 euro in contanti, tutti recuperati. Il colpevole è stato trovato in possesso della rifurtiva a seguito di una perquisizione delegata dalla Procura. La percezione che abbiamo è sicuramente che ci sia un'organizzazione dietro e che quindi sia una cosa strutturata e non lasciata al caso. Il sospetto di essere vittima di una truffa, mentre dall'altra parte del telefono il malintenzionato la prostrava psicologicamente. Lei pensava di aver ascoltato la mia voce. Quindi questo per me ha avuto un effetto di grande inquietudine. La mamma è una persona anziana ma molto sveglia e brillante e ne abbiamo sempre parlato di questi problemi, di queste cose, di quanto accadono, di come è facile cadere. Invitiamo le persone anziane a diffidare sempre da questo tipo di telefonate, contattando nell'immediato le vere forze dell'ordine affinché ci permettano così di effettuare i primi accertamenti del caso. Io devo dire a tutte le persone di denunciare, anche se c'è vergogna, per quello che ci è successo, perché ti senti non più valida.